Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ci troviamo a Possagno, famosa località del Trevigiano per il Canova. Da qui andremo alla scoperta del Monte Palon. Andremo a vedere le trincee della prima guerra mondiale. Vediamo cosa riusciamo a fare. Bellissimo il tempio canoviano, guardate che meraviglia ragazzi, un'opera d'arte. L'edificio è in stile neoclassico e fu progettato all'inizio dell'Ottocento da Antonio Canova sul restauro della vecchia parrocchiale di Possagno. Ora ci troviamo a Cavaso del Tomba, da qui saliremo fino in cima al Monte Tomba e dal Monte Tomba andremo al Monte Palon. Da qui inizia la salita verso il Monte Tomba. Se non ricordo male, alcuni tratti con pendenze abbastanza importanti. Pensate durante la prima guerra mondiale quante migliaia di persone sono passate, di soldati sono passati per queste strade. Ed ovviamente la strada non era così, era più stretta e sicuramente non era asfaltata. Mi ricordavo sì questa serie di tornanti così ravvicinati e comunque tira parecchio, magari dalla GoPro non si vede ma la pendenza del 10% è costante. In alcuni punti anche di più. Il problema qui è se ci sono due macchine in senso opposto è un po' problematico. Bene ragazzi, siamo arrivati in cima al Monte Tomba. Ultimi 2 chilometri e siamo arrivati al Monte Palon. Guardate che panorama ragazzi, però è cosa spettacolare. Che stretta sta strada, quanti tunnel, possiamo vedere tutte le postazioni di fanteria. Ormai ci siamo quasi.
Che visibilità spettacolare. Arrivati al rifugio. Che vita hanno fatto questi soldati? Ora siamo dentro un tunnel. Proviamo ad andare di qua. Questa, ragazzi, era una postazione di mitragliatrice. Qui si esce e si continua per le trincee.